273 alunni coinvolti, decine di attività e un messaggio profondo: imparare a rispettare gli animali per crescere cittadini più consapevoli e sensibili. È questo lo spirito che ha animato il progetto Un'impronta per la scuola, promosso dalla scuola primaria Arduino Carbone dell'Istituto Comprensivo 1 di Sora, un'esperienza educativa dal grande valore formativo, nata dalla collaborazione con l'associazione Impronte SRL di Sora, che ha messo a disposizione un team di educatori qualificati con l'obiettivo di aiutare i più piccoli a sviluppare un rapporto sano con i cani, superando paure, stereotipi e diffidenze. Il progetto, realizzato grazie ad una sinergia tra gli enti del territorio, ha visto i bambini impegnati in attività pratiche a piccoli gruppi, dove l'incontro con l'animale è diventato occasione di crescita, confronto e scoperta. Il progetto Un'impronta per la scuola è un progetto che abbiamo deciso di realizzare in questo anno scolastico per permettere ai bambini di poter avere un giusto approccio con il cane e soprattutto per creare in loro la consapevolezza del rispetto di tutti gli animali e dell'importanza di come dover interagire con loro. Infatti, grazie appunto agli educatori che ci hanno aiutato nella realizzazione del progetto, sono educatori che appartengono a un'impronta SRL di Sora, siamo riusciti a realizzare questo progetto splendido con 273 bambini della scuola primaria Arduino Carbone. La sede è stata proprio la sede scolastica Arduino Carbone in palestra e nel cortile interno. Un ringraziamento speciale va ai genitori che ci hanno dato il contributo economico per la realizzazione del progetto, al Comune di Sora che ci ha dato il patrocinio onorifico per la realizzazione del progetto, e io devo ringraziare la mia referente interna Sandra Pruzzese che mi ha supportato e sopportato in tutto quelle che sono state le azioni burocratiche da fare e anche di relazione con le famiglie, con i bambini, perché ci sono stati bambini che avevano fobia del cane ma che i genitori hanno invece accettato di farli partecipare, e con loro è stato splendido perché l'amorevolezza, la pazienza che hanno avuto gli educatori ha permesso anche a questi bambini di approcciarsi con il cane. E poi c'è da dire che hanno partecipato anche i bambini con bisogni speciali, certificazione 104 o altre problematiche, i quali hanno lavorato in gruppo perché il progetto è stato realizzato a piccoli gruppi, e si è ancora di più consolidata la inclusione scolastica che da sempre noi perseguiamo. Il progetto è stato realizzato in orario mattutino, è quasi al termine, infatti adesso i bambini stanno lavorando con i due cani Joy e Gina, e noi abbiamo invece Arduino e Lola che sono stati i due cagnolini che in primo approccio iniziale, la prima lezione che è stata soprattutto teorica, hanno avuto modo i bambini di poter capire come doversi comportare, e poi quando sono arrivati appunto i cani veri sono stati bravissimi. I bambini sono stati contentissimi, sono contentissimi, le famiglie, ho ricevuto tanti feedback positivi, quindi è un progetto pilota che sicuramente riporteremo avanti l'anno prossimo e implementandolo in qualche sua azione. Ecco, la cosa importantissima è che è stato un contesto ludico istruttivo. Devo anche fare un ringraziamento a Fausto Pavia, che è il medico della ASL di Frosinone, che ci ha guidato passo passo anche per quanto riguarda tutte la parte burocratica, tutta la documentazione da presentare, tanto è vero che l'Arduino Carbone adesso è sede accreditata per l'educazione assistita con gli animali, e quindi a De Maiora potremo fare tanto altro.
Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sora a testimonianza del suo valore educativo e sociale. Presenti ad uno degli incontri conclusivi anche i consiglieri comunali Francesca Di Vito, Francesco Corona e Salvatore Lombardi, i quali hanno espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto. Hanno evidenziato l'importanza di avvicinare i più giovani a temi fondamentali come la tutela degli animali e il rispetto dell'ambiente, ribadendo l'impegno del Comune in questa direzione attraverso progetti educativi e azioni concrete sul territorio. Abbiamo accolto l'iniziativa della dirigente Rossella Pozzuoli, che è sempre un passo avanti con i nostri bambini, con i nostri ragazzi, e ci fa piacere che attività come queste coinvolgano tutta la comunità scolastica. Qui ho Arduino, che è compagno di viaggio di questa avventura dei nostri ragazzi, e per loro veramente sono stati momenti che ricorderanno con tanta felicità, un modo in più per crescere. Ecco, quindi a noi non fa che piacere aiutare e sostenere l'ente scolastico in qualsiasi progetto loro decidano di portare avanti. Oggi è stata un'occasione straordinaria per sensibilizzare i più piccolini, quindi tutto quello che è il mondo scolastico, a tematiche molto importanti alle quali teniamo e le quali abbiamo molto a cuore, ovvero la tutela degli animali, ma secondo me anche quella che è la tutela dell'ambiente in generale. Quindi sicuramente coadiuvati dagli splendidi istruttori, sicuramente questi bambini oggi avranno visto arricchire quello che è il loro percorso scolastico, ma secondo me molto in generale si sta contribuendo a formare una società e quindi dei cittadini sicuramente consapevoli, attenti e rispettosi. Noi come Comune di Sora, io avendo la delega alla tutela e alla lotta contro il randagismo, stiamo facendo molto in questa direzione. Tanti sono stati già gli eventi di microchippatura gratuita organizzati sul territorio comunale, che sappiamo bene probabilmente è l'unico strumento che abbiamo attualmente a disposizione, oltre ovviamente a giornate come quello odierna, per sensibilizzare su queste tematiche. Il ringraziamento va alla dirigente e a tutti gli operatori che hanno lavorato su questo progetto, che è veramente importante, perché per la prima volta un'istituzione pubblica, quindi la scuola, fa un intervento seguendo le regole dell'intervento assistito con gli animali. Come abbiamo già visto, insomma, c'è stata anche tanta burocrazia dietro, e questo va a supporto della qualità dell'intervento. E poi c'è anche, come dire, tanta qualità. Oggi i bambini purtroppo vivono delle situazioni in cui non c'è naturalmente un contatto con gli animali come avveniva in passato. Molti bambini non hanno mai avuto un contatto con un cane o con un altro animale, ed è importante quindi che ci sia come primo approccio una intermediazione. Ma questa intermediazione deve portare con sé delle competenze e professionalità, non può essere un'intermediazione, come dire, spontanea. Queste competenze sono state quelle messe in esercizio appunto dagli educatori. E poi lo diceva già la preside, è un aspetto molto importante per me, che nell'amministrazione mi occupo delle disabilità, l'aspetto inclusivo dell'approccio con gli animali, sia in gruppo, come è stato fatto qui, sia da un punto di vista individuale, perché l'animale può far esprimere molte emozioni al bambino che altrimenti non saprebbe come fare. Io mi faccio portavoce dei genitori dell'Istituto Comprensivo Primo Sora, esprimendo grande soddisfazione per questo ennesimo evento che è stato realizzato per i nostri ragazzi, insomma, ecco, per sensibilizzarli al rispetto degli animali, più in generale della natura. Ennesimo evento perché anche settimana scorsa alcuni dei nostri ragazzi sono stati impegnati per un altro evento che li ha visti visitare, insomma, l'orso di Campoli Appennino, e sicuramente questi, insomma, ecco, sono valori che noi genitori vorremmo trasmettere ai nostri ragazzi, e per questo siamo molto felici, insomma, di queste iniziative.